sono andate queste elezioni? Beh, in maniera magnifica, una grande vittoria, la conferma di un progetto politico. I cittadini premiano un progetto di governo e premiano anche la coerenza, cioè la volontà di premiare chi promette delle cose e poi cerca ovviamente in tutte le maniere di mantenerle. Ne viene fuori però un segnale importante, che è quella della trasversalità del voto. I cittadini si sono definitivamente spogliati delle casacche politiche e premiano chi fa, e questo è quello che ci piace ricordare, visto e considerato che io sono uno di quelli che sempre ha sostenuto che ormai lo schematismo politico di destra e sinistra non esiste più, ma esiste chi fa e chi non fa. Beh, è riconosciuto che il Veneto è il miglior modello di integrazione a livello nazionale, non lo dicono i veneti ma lo si dice a livello nazionale. Dall'altro dobbiamo prendere atto che negli ultimi 4 anni sono arrivati in Italia 654.000 migranti e sappiamo che solo il 7% di questi migranti, dei 654.000, sono stati riconosciuti come rifugiati, quindi come profughi, cioè sono scappati da morte e dalla fame. Per cui è fondamentale sostenere questa nuova azione di governo che finalmente pone la questione a livello comunitario. Chi entra in Italia non entra in Italia ma entra in Europa, ma è anche la volontà di avviare i rimpatri di tutti quelli che non hanno titolo. Non possiamo dimenticarci che 2,5 milioni di cittadini italiani si sfamano alle mense dei poveri e quasi il 10% dei cittadini italiani, circa 6 milioni di cittadini, stenta a sbarcare l'unario e arrivare a fine mese. Quindi questi sono quelli che sono i nostri riferimenti, prima vengono i nostri cittadini e poi quelli del resto del mondo.